Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria del finanziamento dei fondi SNAI Sicani di circa 19 milioni di euro sulle strade provinciali con Bivona capofila. Sono stati appaltati 4 lotti che saranno suddivisi con un importo di 19 milioni di euro, i cui lavori partiranno entro brevissimo tempo. Il progetto, finanziato con fondi SNAI, Strategia Nazionale per le Aree Interne, ha assegnato le risorse che hanno predisposto l'accordo con la convenzione con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria delle strade con risorse nazionali ed europee. Il presidente del Libero Consorzio Pendolino ha partecipato nella giornata di sabato a un sopralluogo con i tecnici dell'ente, i sindaci delle aree coinvolte, Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, Ribera Matteo Ruvolo, a Bivona Milco Cinà, a Burgio Vincenzo Calì, Calamona Cipino Spinelli, Luca Sicola Salvatore Dazzo, a Cianciana Francesco Martorana, il commissario straordinario Villafranca Sicola Carmelo Burgio e il consigliere delegato alla viabilità Giovanni Cutrera, funzionari degli uffici, per verificare lo stato dell'arte. Si tratta di un finanziamento importante per il territorio della nostra provincia, che consente di migliorare la viabilità delle nostre strade provinciali in un momento delicato, che aiuterà la nostra economia fornendo ossigeno a imprese e lavoratori. I lavori riguarderanno le strade provinciali 57, 61, 32 e 34 e la non classificata numero 5. Avranno il Comune di Bivona come capofila, partiranno dalla strada statale 115 all'altezza dell'incrocio per il Borgo Bonsignore, percorrendo le diverse strade provinciali in diversi comuni coinvolti del percorso stradale denominato Mare Monti, un progetto predisposto dallo staff del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, diretto dall'ingegnere Michelangelo Di Carlo. Oggi siamo qua nelle aree interne per dare inizio a una serie di lavori sulla rete viaria. C'è stato un finanziamento di 16 milioni di euro date alle aree SNAI che saranno gestite dalla provincia come soggetto attuatore, ma oltre a questo stiamo investendo altre risorse affinché che la costa possa essere facilmente raggiungibile dalle aree interne, quindi dare la possibilità a tutti di poter raggiungere la città capoluogo, ma di dare uno sbocco a questi territori che hanno un punto di forza importantissimo. Sono dei borghi naturali perché nel tempo le amministrazioni li hanno saputo custodire e quindi c'è poco abusivismo edilizio, c'è un territorio edilizio veramente di pregio, ci sono dei paesaggi bellissimi, quindi possono essere oggetto di visite turistiche, quindi noi stiamo puntando tantissimo su questo per dare forza a questo territorio. Quindi diciamo che oltre a questo stiamo lavorando anche sulla repressione dell'abbandono dei rifiuti, sulla pulizia delle strade. Abbiamo dato incarico a una ditta per pulire sistematicamente queste strade e dare una vista al turismo, al turista di una città, una provincia accogliente, calorosa per come siamo tutti noi siciliani, e quindi ci auguriamo e auspichiamo che questo territorio possa crescere sia economicamente che culturalmente, perché diventano i punti di forza di questo territorio. L'importanza di questa arteria. Questa arteria è fondamentale per le aree interne. Dopo tanti anni, dopo anche tante difficoltà che si sono avute, prima c'era un finanziamento di 13 milioni di euro che poi è diventato, grazie all'intervento della Regione, di 20 milioni di euro. Si dà la possibilità, attraverso l'appalto di 4 lotti, di poter intervenire su dei tratti stradali che avevano bisogno veramente di interventi da tantissimo tempo. Questo ci consentirà, questi appalti, questi lavori ci consentiranno di migliorare il fondo stradale, di fare delle sistemazioni idrauliche, in modo che queste strade possano diventare più sicure per tutti i nostri cittadini, e questo rappresenta veramente qualcosa di fondamentale per i comuni delle aree interne. Sì, oggi si consegnano i lavori
per un'arteria fondamentale che è quella della Mare Monti, che porterà sicuramente a tutto il territorio benefici sia da un punto di vista appunto infrastrutturale, ma soprattutto per il collegamento che consentirà al turismo un più ampio sviluppo, proprio perché è di importanza strategica e la provincia sicuramente ha fatto un ottimo lavoro di questa presa in carico di queste strade. Iniziano i lavori per la sistemazione dell'RSP32, arteria fondamentale e importante per il nostro territorio perché ci collega con il presidio ospedaliero di Ribera di Sciacca e poi anche per lo sviluppo del nostro territorio.